Buonasera a tutti e benvenuti. Ci scusiamo del ritardo, che l'ospite viene da molto lontano, ecco, diciamo. Qua ci sono i soliti problemi, benvenuti a tutti e vi ricordo che siamo in diretta su Vive TV e chiamo i nostri ospiti della seconda serata di Lettori Inchiostro e dell'amministrazione di Conegliano. Chiamo per primo per un saluto il sindaco Fabio Chies. Grazie Cecilia, buonasera a tutti, benvenuti al nostro ospite, dottor Polito, buonasera e benvenuto a Conegliano. So che insomma, ha fatto un bel viaggio per arrivare, la ringraziamo, siamo contenti di averla qui. La seconda serata, come dicevi, di Lettori Inchiostro, la prima serata è andata veramente bene, anche questa siamo soddisfatti, siamo soprattutto soddisfatti perché Lettori Inchiostro sta cominciando ad essere quello che volevamo, no? Cominciando ad essere una serie di incontri che comunque diventano un appuntamento fisso. Qui abbiamo ospiti straordinari e di questo vogliamo anche ringraziare Dino Boffo, gli farei un applauso. Grazie Dino, grazie per l'impegno che ci hai messo, grazie a te Luigi che ho visto entrare adesso e grazie a tutti i volontari che si stanno adoperando perché queste serate riescano bene. Per cui grazie Cecilia, grazie a te, continua su questa strada, fai meglio che puoi e dico solo al nostro ospite grazie ancora. Grazie perché siamo veramente orgogliosi di averla a Conegliano questa sera. Qua mi spiace per questo inconveniente del microfono che con uno facciamo e uno dobbiamo passarcelo. E chiamo il nostro ospite, il giornalista e politico Antonio Polito, e chiamo anche il moderatore dell'incontro, il giornalista Dino Boffo. Ecco. Do loro la parola per l'incontro e vi ricordo che poi l'autore è disponibile per alcune domande e per firmare le copie del libro. Grazie a tutti. Allora, buonasera intanto. Mi parebbe importante, in apertura di serata, in questo contesto e in questa città di Conegliano, esprimere un saluto che ricordo commosso e affettuoso per Rina Biz, storica presidente delle ACLI, della nostra provincia, della nostra regione, mancata proprio una settimana fa, a oltre 90 anni di vita. Era un esponente del tutto persuasiva, storico che si è posta sulla scia dei protagonisti sociali che a partire dall'ultima decade dell'Ottocento hanno vivacemente segnato la nostra terra. Per ciò che è stata nei lunghi anni della sua maturità, ella avrebbe goduto di questo nostro incontro, vi si sarebbe coinvolta con il suo solito entusiasmo, peraltro sempre inedito a seconda delle circostanze, ci avrebbe motivato a ritenere importantissimo questo genere di iniziative culturali. Ispirazione, tra virgolette, si chiamava non a caso la sua fondazione che sprigionò dalle ACLI e vivacizzò il nostro ambiente nella lunga stagione della nostra compagnia con lei. Grazie Rina per ciò che sei stata e per ciò che hai fatto per la società trevigiana. Scorgevo, perché adesso siamo in un'assemblea buia, scorgo amici in molte delle vostre mani il libro
su Alcide De Gasperi che stasera presentiamo, con la sua copertina così originale e affascinante, che fa onore al contenuto eccellente del volume. Conviene non solo maneggiarlo, ma leggerlo oculatamente e sottolinearlo, questo volume, soppesandolo con l'acume che il personaggio storico merita. Anche se non ha avuto la vasta eco popolare di altre figure grandiose che in Europa riempirono gli scenari dei primi decenni post-bellici, De Gasperi è stato a sua volta un politico assolutamente maiuscolo e decisivo. Nel decennio della sua leadership apicale, scusate ma un po' di tosse, nel decennio della sua leadership apicale ha rivelato un'incisività irripetibile per i decenni successivi. Umile eppure forte, efficace e insieme virtuoso, risolutivo e in contemporanea persuasivamente democratico. Proprio per il distacco fin troppo misurato con cui è stato trattato da alcuni ambienti, anche cattolici, siamo sinceri, egli merita oggi la nostra scrupolosa considerazione. Merita la nostra sagace rilettura, la nostra fierezza per lui e il suo stile. Merita, insomma, che noi diamo oggi a questa figura un prestigio adeguatamente risolutivo e rivalutativo. Questo volume ha il merito di riempire un vuoto di qualche decennio, sia per la dimensione laico-politica del personaggio, sia per quella squisitamente religiosa. Chi modera stasera questo incontro, cioè il sottoscritto, ha avuto in sorte di frequentare abbastanza assiduamente la figlia Maria Romana De Gasperi, che in questo volume è spesso menzionata. Forse è meglio che mi fermi, perché ho l'impressione. Dicevo che mi è capitato di conoscere la figlia Maria Romana De Gasperi, che in questo volume è spesso menzionata, esortandola a scrivere settimanalmente per il quotidiano dei cattolici italiani Avvenire un pezzo dedicato al papà, a scrivere non d'altro, ma del padre, di quella che era stata la sua esperienza e la sua visione. Era già allora un modo per farlo conoscere e rivalutare, specie i giovani. Così stasera ho la gioia particolare di presentare questo volume per la chiave innovativa, ma pur sempre perspicace, che esso racchiude. Anche alla luce di questo volume, che pur non ha, anche alla luce, scusate, di questo volume, che pur non ha assolutamente intonazioni chiesastiche, De Gasperi è un grande della nostra storia
della nostra vicenda nazionale e contemporaneamente della nostra vicenda europea, essendo presto assunta l'Italia, grazie a lui, nel novero dei paesi liberi. Il sottotitolo di questo libro recita «Le 5 lezioni di De Gasperi ai politici di oggi». È un modo per organizzare l'ampiezza del materiale ed è efficace, spesso parolai, specie oggi, ma anche girato. L'autore, qui nostro ospite, il fatto che abbia firmato questo volume con questo titolo dice moltissimo di lui, della sua competenza e del suo ardimento. È stato dapprima all'Unità, poi a Repubblica, ha infine diretto il Riformista, dal 2011 scrive per il Corriere. La sua firma è una cifra di questo quotidiano, che in molti amiamo anche perché c'è lui, la perspicacia delle sue idee, l'abilità della scrittura, l'equilibrio delle intuizioni, sempre tuttavia innovativi. Grazie Antonio. Per noi, ha detto il sindaco prima, per noi è un onore averti a Conegliano e averti per illustrare in particolare questo libro. Vi chiedo scusa se ho parlato acciaccato, ma la voce questa è su questa settimana. Vi ringrazio. Grazie a voi, l'onore è mio, soprattutto grazie per essere qui, per avermi preferito a Sinner e alla nazionale italiana. È veramente un onore particolare, grazie a Sinner e all'accoglienza. Ma sai, io, le parole di Dino mi hanno... L'utilità di questo libro è confermato nel fatto che De Gasperi è una figura di quella che noi oggi ricordiamo. Questo è il punto fondamentale che poi mi ha spinto a scrivere anche questo libro. E io lo sto non per il libro, ma per l'oggetto del libro, anzi il soggetto del libro. Il numero del libro mi conferma che c'è una rete che è rimasta, lasciava il pelo al pubblico, non era quello che oggi si direbbe uno mediatico, cioè uno capace di imbonire le folle, però aveva intanto una retorica molto puntuta, precisa e tagliente, e poi è stato anche amato. Quando lui è morto, il Papa volle, lui è morto a Borgo Valsugana, cioè nel Trentino, la sua terra, e dove era nato austriaco, perché quella terra, quando lui è nato, nel 1881, era ancora nell'impero asburgico. Ma quando lui è morto, il Papa ha voluto che la salma fosse portata a Roma e sepolta a Roma. E il governo era d'accordo, ovviamente, e quindi misero questa salma su questo treno, che lungo la strada ci mise 2 giorni ad arrivare, perché folle spontanee si riunirono alle stazioni per salutare il passaggio di questo feretro, e quindi diciamo questo dimostra alla fine una riconoscenza, un affetto popolare che noi oggi... Tra l'altro a me è successo, per esempio, mi è successo a Copertino, un paese della Puglia, dove c'è un signore di una certa età, ha detto: io mi ricordo benissimo il giorno in cui è morto De Gasperi, perché io avevo 6 anni, sentimmo suonare tutte le campane del paese a distesa, e allora io chiesi: ma mamma, che succede? Che succede? Mamma non lo sapeva. È popolare in quel paese, in molti paesi del Mezzogiorno, perché nel Mezzogiorno la cassa
aveva portato l'acqua, l'acquedotto, l'irrigazione, la strada per il cimitero che prima non c'era, cioè aveva veramente rappresentato un balzo in avanti formidabile per terre che erano uscite soprattutto poi dal conflitto in condizioni disperate. Quindi lui aveva in realtà una grande fama, e la ragione per cui il Vaticano ha riaperto il processo di beatificazione, perché è in corso un processo canonico per la beatificazione di De Gasperi, che fu preso su iniziativa di una serie di personalità di Trento molti anni fa, poi era rimasto dormiente, poi l'attività intensa della figlia, che ha incontrato anche Papa Francesco, ha ottenuto che la causa fosse riaperta presso la diocesi di Roma. In realtà cosa cerca questa causa, il procuratore di questa causa? Cerca la fama di santità, cioè sta interrogando molte persone per verificare che questo esista, cioè che la sua fama. Tra l'altro lui è sepolto in un monumento fatto da Giacomo Manzù nella chiesa di San Lorenzo al Verano, fuori le mura del Verano, del cimitero del Verano, e che è molto vicino all'Università Sapienza. E mi hanno raccontato che è prassi, o almeno era prassi, di giovani prossimi a un esame andare a mettere un bigliettino diciamo, dove c'era il suo monumento funebre, così per chiedergli. Ora, già questo basterebbe, anche se non è un miracolo, già questo per il diritto canonico è considerato, questa fama di santità, un indizio quantomeno per dichiararne la venerabilità. Curiosamente, un altro politico cattolico, suo contemporaneo e molto suo amico, Schumann, altro costruttore dell'Europa, poi ne parleremo, anche lui ha avuto la causa di beatificazione, è stato dichiarato già venerabile. Quindi credo che la Maria Romana e quelli che ancora oggi lavorano per la memoria di De Gasperi si auspichino che nel 2025, anno del Giubileo, lui venga dichiarato venerabile. Quindi questo per dire della fama. Non è una persona, è una persona che è stata molto stimata dagli italiani, e però è stata anche molto dimenticata. Vabbè, noi dimentichiamo tutto abbastanza rapidamente, non siamo un paese molto come dire, di ferma memoria, no? Passiamo da un innamoramento all'altro. E certamente lui non ha in Italia, non ha conosciuto in Italia, anche a causa del mondo cattolico, come diceva prima Dino, e credo anche del suo partito, la Democrazia Cristiana, non ha ricevuto quella considerazione da padre della Repubblica che altri capi politici europei come De Gaulle, come Churchill, come Adenauer hanno avuto nei loro rispettivi stati, e che lui avrebbe meritato, perché questo è l'uomo che ha fondato la Repubblica, ma letteralmente, sia perché è stato l'ultimo Presidente del Consiglio del Regno d'Italia e il primo della Repubblica, sia perché è colui che ha voluto il referendum monarchia-repubblica, perché le sinistre invece preferivano che a definire la forma di Stato fosse l'Assemblea Costituente e non il popolo direttamente con un referendum, sia poi a accelerare l'andata via di Umberto II del Re, perché 3 giorni dopo i risultati elettorali lui continuava a nicchiare, sostenendo che, attaccandosi a un cavillo, che bisognava conoscere prima anche il risultato delle bianche e delle nulle. E De Gasperi lì, dopo una lunga mediazione, si scocciò, prese in mano la situazione, convocò il Consiglio dei Ministri e attribuì a se stesso i poteri straordinari e temporanei di capo dello Stato, il che vuole dire che il re la mattina dopo dovette andare via dall'Italia. Quindi proprio letteralmente il padre della Repubblica. E poi, nei 5 anni della prima legislatura, quella dopo la vittoria elettorale del 1948, lui ha disegnato, questo poi è il senso del mio libro, ha definito i tratti, i confini in cui si svolge la vita politica italiana, i suoi confini di alleanze internazionali,
le grandi opzioni democratiche sulla democrazia, la scelta dell'intervento straordinario del Mezzogiorno, la consapevolezza che senza il Mezzogiorno l'Italia non può farcela. Insomma, ha definito veramente il campo di gioco in cui ancora oggi si gioca la politica italiana. E in più la grande intuizione europea, perché De Gasperi non solo costruisce il primo nucleo di Europa Unita subito dopo la guerra, insieme a Francia e Germania, cioè Adenauer e Schuman, diciamo così, sul pilastro della comunità economica, cioè del carbone e dell'acciaio, che fu il primo nucleo di Europa Unita. Perché le due grandi guerre erano tutte e due scoppiate per il carbone e l'acciaio sul confine tra Francia e Germania, per il controllo del carbone e di conseguenza dell'acciaio tra Francia e Germania. Quindi la prima cosa per assicurare la pace al continente era quella di mettere in comune carbone e acciaio. E va bene, ma lui diceva che senza una difesa comune, cioè senza delle forze armate in comune, il processo di unificazione politica dell'Europa sarebbe stato molto più lento e incerto. Perché se tu hai un esercito in comune, allora hai anche un bilancio in comune, allora devi avere anche un'assemblea legislativa in comune, una politica estera comune. E infatti lui fu l'autore di un articolo, il 38 del trattato istitutivo della CED, Comunità Europea di Difesa, che sarebbe stato veramente un balzo in avanti, veramente visionario da molti punti di vista. Talmente visionario che poi alla fine non riuscì, i francesi non vollero cedere la loro sovranità sulle forze armate, anche il governo italiano più o meno lasciò perdere, De Gasperi ormai era uscito di scena, e lui passò gli ultimi giorni della sua vita disperatamente cercando di convincere Fanfani, Scelba, i suoi successori alla segreteria della DC e alla Presidenza del Consiglio, di salvare questo progetto che lui riteneva fondamentale. Lui diceva: se non passa adesso ci vorranno lustri prima di fare l'Europa Unita. Previsione talmente profetica che oggi, dopo l'Ucraina, l'invasione russa dell'Ucraina, in realtà in Europa si discute, e dopo soprattutto la vittoria di Trump, che ha già detto che non vuole più pagare per difendere gli europei, in Italia il tema della difesa comune è diventato di nuovo cruciale. Quindi io ho usato queste 5 lezioni, poi se volete anche le dettaglieremo, cioè queste 5 grandi scelte che ha fatto lui, in un momento in cui non si poteva sapere, cioè di lui dice, ha detto Bachelet, aveva il senno del prima, che è una bella espressione, cioè era un momento in cui tante cose non si potevano sapere, non si poteva sapere cosa sarebbe stato il mondo e l'Europa dopo la seconda guerra mondiale. Quindi le sue scelte furono fatte sotto il velo dell'ignoranza, quindi tanto più furono delle scelte formidabili, fondamentali, che consentirono all'Italia, uscita distrutta e umiliata dalla guerra, umiliata e messa fuori dal consenso delle nazioni, dal consesso delle nazioni. Pensate che quando nacque l'ONU e noi chiedemmo di aderire, ci dissero no, voi no, perché voi avete provocato la conferenza di pace di Parigi, che poi in realtà si chiamava conferenza dei vincitori, essere la storia dell'umanità ad aver firmato un trattato di resa senza condizioni, qualche settimana dopo lo firmò in Germania, e l'ho fatto con l'occhio alla politica di oggi. E il titolo, il costruttore, allude esplicitamente al lavoro fatto come pensiamo noi che vada fatto. Poi in realtà in genere si autodistruggono nel giro di qualche anno e spariscono di scena. Qualcuno che suggerisce che se la Chiesa sta cercando un miracolo nel processo canonico, potrebbe usare il miracolo economico. In cui descrive e rappresenta questo grande politico. Io ho il libro con la curiosità di un giornalista che per anni ha trattato la parte cattolica in cui io mi riconoscevo. E devo dire che mi ha molto la sua carriera. Ma intanto
Ma intanto il film che c'è sulla grande ambizione, quello sui 5 anni tra le due, quello sui 5 anni tra le due scuole, diciamo così, quella cattolico-democratica e quella con i numi tutelari, perché come epoca storica non sono poi tanti, il segretario da discutere se Fitto può essere o no, cioè un italiano. Gasperi, che evidentemente fa parte della nostra cultura, che è quella che molto probabilmente io riconosco essere tuttora valida. Che si diceva, ma come mai che non troviamo più risposte come quelle di un tempo? Molto probabilmente perché mi pare che in un certo senso l'abbia già detto, no? Ci vediamo più e abbiamo bisogno di riconquistare questa volontà di credere anche in un futuro, mettendoci e non soltanto di critica. Scusa, ma mi hai beccato così. Grazie comunque per le cose che ci ha detto. La cultura cattolica, il pensiero cattolico, eccetera. E certamente questo ha influito enormemente, come posso dire, animato da valori cristiani, proprio fatto strano perché la laicità dello Stato l'ha inventata Gesù Cristo con la storia del tra religione e Stato, che poi è rimasta nella cultura occidentale, non in tutte le culture. Sturzo, che era stato mandato via su richiesta del Papa, mandato in esilio su richiesta del Papa, perché siccome il Papa voleva fare la conciliazione con lo Stato e il fascismo offriva questa possibilità, lui, insomma, il Vaticano disse: un prete non può essere il capo del maggior partito antifascista d'Italia. E c'è una bellissima lettera di Sturzo in cui lui, che scrive al Papa dicendo: io obbedisco, sono un prete, figurati se non obbedisco, però gli elenca secondo lui perché è un errore questo. Quindi Sturzo in esilio, lui costretto a lasciare la guida del Partito Popolare, partecipa all'Aventino con tutti gli altri partiti antifascisti, praticamente sposta definitivamente i popolari nel fronte dell'antifascismo e dopo l'arresto, dopo la prigione, siccome il fascismo aveva proibito a ogni italiano di firmare contratti di lavoro con lui, cioè lui non poteva lavorare, fu il vescovo di Trento, suo mentore, maestro Endrisci, il quale intercede con la Santa Sede e ottiene un modesto posto di bibliotecario nella Biblioteca Vaticana. E De Gasperi passerà 15 anni, 20 del fascismo, praticamente in questo esilio in Vaticano. Quindi senza possibilità di svolgere nessuna forma di attività pubblica, però scrivendo molto, scrivendo agli amici, ai conoscenti, ai familiari, eccetera. E in questa sua corrispondenza, ma lui ne dice di crude e di cotte nei confronti della Chiesa e di una certa cedevolezza che la Chiesa stava mostrando nei confronti del fascismo. A un certo punto c'è una frase molto bella, dice: ci sono dei monsignori che fanno bene a insegnare ai giovani la genuflessione, però gli dovrebbero anche insegnare ogni tanto a stare dritti, a schiena dritta, in piedi, perché non gli piaceva certi cedimenti. Quindi prima venivano i suoi ideali, prima veniva il disegno della provvidenza per l'Italia e poi la Chiesa, i cardinali, i monsignori e così via. La stessa cosa succede dopo la liberazione, nel periodo della democrazia, nel 1952, perché il governo De Gasperi ha fatto delle riforme sociali molto incisive, per esempio la riforma agraria, o meglio lo stralcio della riforma agraria, che consegnò 1 milione di ettari di terra ai contadini, presi da chi? Dai latifondisti, dai proprietari terrieri assenteisti. Presero 1 milione di ettari di terra ai proprietari, e la espropriarono e la diedero ai contadini. Aveva fatto l'ENI,
Leni di Mattei, ma soprattutto Leni voleva dire monopolio pubblico dello sfruttamento dei giacimenti di petrolio e di gas dell'Italia, che vuol dire, se era pubblico, era sottratto ai capitalisti, ai imprenditori, alla Confindustria. Insomma, aveva fatto delle scelte non, come posso dire, neutre dal punto di vista sociali, del potere, e quindi nel 1952, le prime elezioni amministrative dopo la grande vittoria democristiana del 1948, nel 1952 c'è un clima di spostamento a destra di questi ceti. Tant'è vero che a Napoli e a Bari la DC perderà le amministrative, il comune che verrà vinto dai monarchici e dai missini, dagli ex fascisti. Siccome si votava anche a Roma, Pio XII aveva una paura terribile che questa separazione del voto anticomunista, questa frattura del voto anticomunista, consentisse alle sinistre di conquistare la città santa, il municipio di Roma. E quindi, insieme al cosiddetto partito romano, cioè un gruppo di cardinali, di politici di vario genere, concepiscono il progetto di non presentare una lista della DC alle elezioni di Roma, ma di fare una lista civica in cui ci fossero anche monarchici e missini, in modo da fare un fronte comune clericale contro i rossi, contro il fronte popolare, i comunisti e i socialisti insieme. E De Gasperi si rifiuta, cioè non è che si rifiuta, dice guardate, io obbedisco al Papa, però questa cosa non la faccio, la fate voi, io mi dimetto da Presidente del Consiglio, così la fa qualcun altro. Perché? Perché a lui non piaceva far cadere l'argine nei confronti degli ex fascisti. Siamo nel 1952 e il regime è caduto da 9 anni, cioè molto recente, e soprattutto De Gasperi non credeva che neanche negli interessi della Chiesa fosse giusto creare un fronte dei clericali contro i laici, perché questo secondo lui deboliva anche l'interesse della Chiesa in Italia, e aveva ragione. Fatto sta che lui dice di no, alla fine il progetto affidato a Don Sturzo di fare questa lista civica non riesce, il Papa rinuncia, si fanno le elezioni a Roma, De Gasperi le vince, cioè la DC le vince senza bisogno di fare questa alleanza a destra. E quindi tutto sembra risolto e così via. De Gasperi allora 6 mesi dopo chiede un'udienza privata al pontefice perché la figlia prendeva i voti, perché la figlia la seconda figlia si fece suora, e quindi chiese un'udienza privata al pontefice, il quale gliela rifiuta per punirlo della sua insubordinazione della volta delle elezioni amministrative. E lui scrive una lettera molto bella all'ambasciatore italiano presso la Santa Sede, in cui dice: guardi, io da cattolico mi inchino, obbedisco, sono umiliato, subisco l'umiliazione che mi ha inflitto il pontefice, ma da Presidente del Consiglio italiano stiamo preparando una lettera formale di protesta nei confronti dello Stato Vaticano, perché non si può rifiutare di ricevere il Presidente del Consiglio italiano. Questo per dire che era un uomo profondamente animato dalla fede, ma era anche un laico nell'attività pubblica, nell'attività politica, perché sapeva riconoscere la laicità delle istituzioni. Tra l'altro io vi ricordo che lui fu uno di quelli che vollero inserire la libertà religiosa nella Costituzione, e quando andò in America nel 1947, nel famoso viaggio che poi ci portò il piano Marshall, cioè un progetto di investimenti formidabile che ci consentirono di ricostruire il paese, lui fu sostenuto nel confronto con le autorità americane, dalla Chiesa cattolica americana naturalmente, ma anche dalle chiese protestanti americane, che gli riconobbero il merito di aver inserito la libertà religiosa in Costituzione. Quindi questo forse può spiegare perché anche un non cattolico può ammirare e apprezzare l'azione politica di De Gasperi.
Buonasera. Interessantissimo il racconto di questa parte di storia che nessuno, almeno io non ho mai studiato a scuola, è veramente importante. E volevo sapere, c'è qualche personaggio politico che lei vede o ha visto nella lunga storia ormai della nostra Repubblica italiana che può, diciamo, avere le caratteristiche di statista che mi pare di poter attribuire a De Gasperi, oppure lei non lo vede e magari c'è qualcuno in ambito europeo che ha avuto questa lungimiranza, questa capacità veramente che lei ci ha descritto. E poi quali sono tutte e 5 le lezioni, perché mi pare che ne abbia raccontate 3, un'altra, ma magari se ce le dice. Grazie. Grazie, questa è l'assessore. Sì, ho avuto modo di conoscerla. Allora, le 5 lezioni, giusto, sono la prima, un vero democratico e antifascista e anticomunista, allo stesso modo, perché lui in effetti, come ho detto prima, definisce la democrazia come antidittatura, perché siccome lì c'erano molti che proponevano la democrazia come sistema per abbattere la democrazia, sostanzialmente la chiamavano democrazia progressiva, democrazia sociale, democrazia avanzata, eccetera, lui sosteneva che la democrazia fosse antidittatura e che quindi, così come lui aveva contrastato il fascismo, bisognava contrastare il comunismo, cosa che fece con un certo successo, perché nelle elezioni del 48, come abbiamo detto, batté nettamente il Fronte Popolare. Fu l'unica volta nella storia della Repubblica in cui un partito conquistò da solo la maggioranza assoluta alla Camera e al Senato, in entrambe le Camere. Quindi la prima lezione, il vero democratico è antifascista e anticomunista. Anche questa è una lezione di una certa attualità, perché ancora oggi si discute se bisogna o no dichiararsi antifascisti, se essere antifascisti e anticomunisti vuol dire la stessa cosa, oppure il comunismo deve godere di uno status speciale perché è stato diverso dal fascismo. Sapete, ogni anno si discute in Italia, ogni 25 aprile si riaccende questa discussione, se siamo alle soglie di un altro fascismo e così via. Prima lezione molto attuale. Seconda lezione, l'ho citata, la politica estera è la chiave della politica interna, della politica economica. Ricordo che De Gasperi è entrato per la prima volta nel governo internazionale dei politici usciti dal fascismo, dell'antifascismo, che è l'impero austro-ungarico, che era il cuore della politica europea ed era anche nazionale, cioè che comprendeva diverse nazionalità. Quindi aveva visto il mondo da un altro punto di vista imperiale. Lui subito capisce, così come la capisce Togliatti, e guardate che la rottura tra perché a quel punto è cominciata la guerra fredda, America e Russia e l'Unione Sovietica sono diventati due nemici, la coalizione italiana tra PC e DC non poteva durare, quindi si ruppe su quello. La terza discussione, anche questa di oggi, spendere denaro pubblico in deficit facendo debito. Se ricordate la storia del bonus del 110, spendere una fetta consistente di denaro pubblico sostenendo che quello aiuta l'abilità finanziaria di un paese e della sua moneta, nel nostro caso di oggi una moneta comune che è l'euro, perché questo ci consente sviluppo, occupazione, lavoro. E nel mio libro questo capitolo si apre con un dialogo formidabile, e sono le 3 pagine più belle del libro perché non le ho scritte io, sono il resoconto quasi stenografico, soprattutto uno dei capi della sinistra DC, il quale va da De Gasperi per protestare perché De Gasperi ha affidato la politica economica a un liberale, a un liberista della borsa. E Fanfani va da lui dicendo: ma noi abbiamo bisogno di un ministero della spesa in testa a un democristiano, così che noi possiamo spendere
senza che lui ci controlli le spese, perché dobbiamo assorbire tutta la disoccupazione, dobbiamo dare lavoro alla gente. No, quella capacità di ricostruire la credibilità finanziaria del paese, che avvenne attraverso una certa austerità che servì anche a fermare l'inflazione, perché ovviamente alla fine della guerra l'inflazione era galopante, per fare la Cassa del Mezzogiorno, 1.000 miliardi di vecchie lire in 10 anni di investimenti straordinari nel Mezzogiorno, che hanno cambiato la faccia del Mezzogiorno almeno nei primi 10 anni. E quindi, per fare l'ENI, cioè quel rigore finanziario servì alle riforme sociali, cioè si dimostrò utile per il mondo. Concepita da Menichella, da Saraceno come alla New Deal anche in Italia, no? Un po' come Roosevelt aveva fronteggiato il denaro pubblico per far crescere il reddito di un'area del paese depressa, perché può partecipare anche ai consumi e quindi consumare, acquistare i prodotti che l'industria del nord produceva. Quindi in realtà non un semplice atto di giustizia sociale nei confronti, ma alla sua grande sconfitta. Cioè lui tentò di affrontare un problema della nostra Costituzione, democristiani e comunisti. Nessuno dei due sapeva chi avrebbe vinto le successive elezioni. Era veramente incerto su chi avrebbe vinto le elezioni. E quindi tutti e due, siccome temevano, si temevano, decisero di fare una forma di governo il più condizionabile possibile, in modo tale che se grandi democrazie europee, io non so se avete fatto caso che in Francia c'è un governo di minoranza oggi. Perché è possibile fare un governo di minoranza in Francia? Perché la Costituzione francese non richiede il voto di fiducia del governo alle Camere. In Gran Bretagna il primo ministro può sciogliere il Parlamento quando vuole, non è il capo dello Stato che decide quando lo scioglie, lo decide lui. Insomma, è molto limitato e lui tentò di risolvere questo problema perché lo verificò quando cominciò con le famose riforme sociali di cui prima, trovò il frenarlo, capì che qualcosa bisognava fare, ma non ebbero, all'inizio pensarono di toccare la Costituzione, ma poi non ebbero, anche razionalmente, non ebbero la voglia di farlo perché era recentissima, era freschissima, l'inchiostro di cui era scritta era ancora, non si era neanche ancora asciugato, insomma la Costituzione va in vigore nel 48, il 1° gennaio del 48 e stiamo parlando del 53, quindi 5 anni dopo. Un discorso in cui dice, a Predazzo, dice qui il problema di questo paese qual è? Che l'unione delle forze per la distruzione può sempre prevalere su delle forze per la costruzione. Torniamo al discorso del costruttore. Allora, come tentò di affrontarlo questo problema? Con una riforma della legge elettorale, in senso maggioritario. Venne definita legge truffa dall'opposizione, prevedeva che la coalizione che avesse superato il 50% dei voti popolari otteneva un premio di maggioranza che la portava al 65% dei voti in Parlamento, in modo tale da avere quel margine per fare le cose che andavano fatte. Adesso, legge truffa, al confronto del Porcellum e del Rosatellum, la truffa non c'è, perché Porcellum e Rosatellum prevedevano la stessa cosa senza una soglia. Tant'è vero che la Corte Costituzionale ha bocciato entrambi i passaggi della legge sull'autonomia differenziata. Poi questa cosa riuscì a farla passare in Parlamento con uno scontro al calor bianco con le opposizioni. Quando andarono a votare, la coalizione di De Gasperi cifra del 50 e quindi non scattò questa nuova legge. Il leader del partito vincitore fu incaricato dal Presidente della Repubblica di formare il governo, ma non ottenne la fiducia. Ecco un altro paragone: se fossimo stati al sistema francese non c'era bisogno che la chiesa alla porta,
praticamente, si ritirò a Borgo Valsugana dove appena un anno dopo morì. Quindi questa, la quinta lezione è: i leader sono forti, non quando i partiti sono forti, perché dopo di lui cominciò quella che io ritengo una degenerazione del sistema politico italiano, quello che devono essere, cioè i costruttori di idee, di consenso e anche i selezionatori della classe dirigente nella società. E questa è anche una delle ragioni per cui fu abbastanza solo nella Democrazia Cristiana. Il giudizio non è figlia Maria Romana, che si chiama De Gasperi uomo solo. La prima... Mi sono confuso. No, allora, De Gasperi. Ci sono stati statisti in Italia dopo De Gasperi? Sì. In una fase della storia della Repubblica, portato da statista Berlinguer, perché nel resistere che si presentò in quegli anni, poteva spazzare via il paese, lui mise servizio l'interesse nazionale, il bene pubblico davanti all'interesse della propria parte. Accetta anche di pagare 20. Draghi per me è stato un cincinnato, ma fa le cose che ha fatto. Lui onestamente, la nostra uscita dal Covid è stata spettacolare dal punto di vista economico. Noi abbiamo avuto, per certi aspetti, anche Angela Merkel, anche con tante debolezze che oggi stanno un po' venendo fuori con la crisi della Germania e così via. Però, insomma, lui due, il tedesco e il francese, che fanno la pace del continente, dopo la guerra civile europea a cui si pone De Gasperi. Minuti per una domanda e una risposta. Mancano i giovani, come mai? Mancano i giovani. A parte che io vedo molti giovani in platea. Questa è una domanda che mi viene spesso fatta. In genere ci sono pochi, però sono giovani che sono un po' adulti, diciamo così, sono giovani. La domanda che viene spesso fatta, me l'ha fatta prima anche la persona con cui siamo venuti dalla stazione di Mestre. Dico sì, è vero, De Gasperi è certamente un uomo diverso dalla nostra sensibilità, di essere conosciuta perché per certi aspetti è molto più moderno, che riguarda la vita privata di De Gasperi, non quella pubblica, non quella politica. E cito una lettera che lui ha mandato. La moglie è molto più giovane, una donna più benestante. De Gasperi era nato in una famiglia molto povera, insomma, un uomo nato povero. La moglie invece è di una famiglia già più, come dire, dice: sappi che io potrei guadagnare di più, potrei in futuro e avrei già potuto guadagnare di più col mio lavoro perché ne ho le attitudini, però io mi sono fissato una regola di moralità pubblica per la vita che ho scelto, cioè una vita mi sia di pungolo per vivere con serenità, diciamo così, a guadagnare di più, a impegnare, perché questo è il mio. Ho chiesto: ma se avessero intercettato De Gasperi che cosa avrebbero scoperto? Questo avrebbero scoperto. Uno che dice alla moglie: mettiti l'anima in pace perché io l'Italia nelle cronache e sui giornali. Lui alla moglie scrive poco prima di sposarsi, è andata quella canzone, diceva ip me tu per te, cioè come a dire proprio l'esatto opposto, no? Io per me, tu per le nostre relazioni, le quali mal sopporterebbero subordinazione e compagna, amica di pari iniziativa e indipendenza.
e nulla mi riputa donna. Ho capito, ma è proprio un'ottima ragione. Questo è un uomo dell'800, un cattolico, un tradizionalista, un conservatore che intende il matrimonio. Allora, tanto più inattuale è, tanto più bisogna parlarne, bisogna presentarlo, proprio perché è inattuale, se lo è, e credo che lo sia in buona parte. Quindi la risposta è anche se giovani non ci sono, bisogna provare a raggiungerli, bisogna provare a far conoscere questa personalità, questa persona, questo modo di intendere la cosa pubblica e la vita privata anche ai giovani di oggi. Alla fine è quello che diceva prima lei, cioè forse non riusciamo più ad affermare i nostri valori, forse non riusciamo più a farli conoscere. Una buona parte dei problemi dell'Italia di oggi derivano dall'affievolimento del set di valori cristiani su cui la nostra società, non solo la società dei cristiani, la società italiana si è identificata. Diceva Croce: non possiamo non dirci cristiani, e non era un credente, perché vuol dire che il nostro sistema valoriale è impregnato dalla cultura del cristianesimo, e quindi quei valori non lo devo dire io a voi, lo dovete dire voi a me, vale la pena di valori, anche magari facendo un libro sull'esperienza di Alcide De Gasperi. Un mondo in un'Italia in cui partiti popolari non ci sono più, perché dal 94 ci sono quelli personali, era fuori discussione, in cui leader emulano, basta vedere Salvini negli ultimi 2 o 3 giorni che ha messo anche, sono cose superficiali, però significative dal punto di vista dell'apparenza, pragmatismo di cui lei parlava, appunto, che ha caratterizzato l'operato di De Gasperi, diciamo così, bucare quasi più icone, diciamo così, che veri e propri trascinatori di massima per motivi ben strutturati, e non, diciamo così, non leader di partiti dove il partito è ondulatorio, perché in sé aveva bisogno invece di direzionarlo. Vabbè. Diciamo, non c'è bisogno di convincermi che i politici di oggi sono diversi. No, ma no, è ovvio, è giusto che le lo dica, ed è così. Ma però c'è una prova con cui qualsiasi leader politico deve confrontarsi con queste 5 lezioni che dicevo io. E qual è la prova? È la prova del governo. Cioè, tu puoi fare il matto per vincere le elezioni, ma una volta che arrivi a rappresentare 1/3 del paese, che più o meno è quello che ci vuole per andare al governo, una volta che entri a Palazzo Chigi, una volta che hai sulle spalle il paese, guardate anche Giorgia Meloni, dei cambiamenti, l'interesse pubblico, l'interesse nazionale, l'interesse collettivo prende il sopravvento. E tu ti rendi conto che se non servi l'interesse nazionale, l'interesse pubblico, non servi neanche l'interesse tuo di partito, perché prima o poi finisci male. Io penso che abbiamo davanti agli occhi la parabola diversa di Salvini e di Meloni. Salvini è uno che riesce a vincere le elezioni e a ottenere un grande consenso, e lo utilizza in modo tale che il paese, a ragione o no, gli toglie la fiducia. Non hai servito l'interesse nazionale, hai fatto un altro gioco. Giorgia Meloni, tutto sommato, è arrivata al governo del paese, ma da 2 anni sta ancora là. Vuol dire che in qualche modo si pone il problema di questo rapporto, si avverte il problema di questo rapporto. Lo stesso vale per il PD. Il PD è stato forte quando dimostrava di perseguire l'interesse nazionale, gli anni di Prodi, almeno del primo Prodi. Cioè, per quanto la politica si sia involgarita, incattivita, immiserita, e per quanto si svolga ormai nell'arena dei social e così via,
Però poi quando si tratta di governare il paese, un paese complesso, grande, importante come l'Italia, in quel sistema di relazioni internazionali di cui parlavamo prima, ti ricordi della frase di De Gasperi: il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista pensa alle prossime generazioni. Non tutti ci riescono. Non è che sia facile, però è un condizionamento, è una lezione che resta viva. Quindi io credo che quei 5 pilastri di cui parlavo prima, alla fine dei conti devono essere presenti anche a un politico che oggi ovviamente agisce in condizioni totalmente diverse e più frivole. Ecco. Grazie. Io credo che qualcuno ha già cominciato ad andarsene e quindi sia opportuno chiudere sostanzialmente qui, almeno che non ci siano richieste aggiuntive, ma non mi pare. E io sento il bisogno di ringraziare in maniera particolare il collega e maestro, vorrei dire, anche Polito, perché insomma, devo dire che stasera mi ha dato il gusto di sentire parole nuove. Mi ha dato il gusto di sentire parole nuove e torno a casa con la sensazione che noi veniamo da una storia non remota, anche recente, dove abbiamo avuto dei maestri, in questo caso dei modelli molto significativi. E lui stasera ce l'ha dato, e ce l'ha dato da laico. In questo senso, adesso finisco però, perché non ho più la voce, in questo senso lo dobbiamo ringraziare.